Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Questo è il terzo appuntamento settimanale con Focus. Stiamo entrando nella fase calda, i partiti stanno decidendo le strategie, ma più che le strategie stanno vedendo un po' come sistemare al meglio le liste per intercettare il maggior numero di consensi. Ieri c'è stata la direzione nazionale del Partito Democratico, dove doveva tirare fuori quelli che erano i criteri poi per scegliere i candidati, ma mi pare dai resoconti giornalistici che è possibile vedere e leggere stamattina nei quotidiani nazionali e locali, mi pare Luigi Guglielmelli che la situazione sia tutt'altro che è ancora in corso, perché appunto ieri sono stati fatti i criteri. Però voglio dire, non è... È un lavoro che si sta facendo, ieri sono stati fatti i criteri in direzione, criteri di cui terrà conto il segretario nazionale, che sentiti i segretari regionali farà la proposta alla direzione, quindi diciamo, il lavoro comincia adesso nella selezione operativa. Diciamo. Ci sarà un cambio di linea, perché a ciò che si apprende pare che ci sia la volontà del candidato premier Renzi di rimodulare l'offerta. Ma io penso che un po' di volti nuovi. Sì, io penso che Renzi voglia mettere in campo la squadra migliore. Poi non so quale può essere la squadra migliore, però l'obiettivo è quello, insomma, scendere in campo con le personalità che possono avere maggiore fiducia da parte dei cittadini e costruire una squadra adeguata per il governo del Paese. Poi vedremo in cosa... Anche perché la nuova legge taglia un po' di impostazioni, no? Sì, noi siamo l'unico partito che usciamo dal premio di maggioranza del Porcellum alla Camera, quindi subiremo, diciamo, più di altri il cambio della legge elettorale, quindi sicuramente abbiamo difficoltà in più rispetto agli altri. Noi avevamo un gruppo parlamentare alla Camera circa di 320 deputati, scenderemo sicuramente perché 5 anni fa col 27% dei voti abbiamo avuto il 55% dei deputati, oggi non sarà più così, assolutamente. 50% in meno. Potrebbe essere così. 50% in meno. La Boschi è candidata in Calabria? No, non lo so, deciderà la direzione nazionale. Alcuni sostengono che potrebbe essere all'uninominale a Cosenza, è così? Ma deciderà la direzione nazionale, penso, su una valutazione franca, oggettiva, cioè io penso che Maria Elena Boschi sia una grande risorsa per il nostro partito e quindi capiremo insieme dove potrà dare il suo contributo maggiore. Avrà sicuramente letto questa nota del circolo della Presila che chiede al partito di privilegiare, no, esponenti locali e non calare dall'alto. Un po' ripercorre lo stesso leitmotiv già sperimentato nel PD di Catanzaro, no? Sì, ma tra l'altro nei criteri approvati ieri c'è anche quello della territorialità, poi ovviamente a fianco a questo c'è quello della rappresentanza politica, del percorso, anche del consenso esterno che si può raccogliere, però sicuramente quello della territorialità è un criterio importante che stiamo cercando di far valere nelle giuste dimensioni. Insomma. Ernesto Rapani, voi invece con Fratelli d'Italia mi pare abbiate già individuato qual è il percorso da compiere, c'è questa suddivisione dei collegi, a voi all'interno della coalizione pare siano stati riservati 53-52 collegi, no? Questo è. Noi siamo in attesa di sapere con precisione quelli che sono i collegi sui territori che ci verranno assegnati, perché abbiamo avuto la fortuna di radicarci sul territorio, per cui in ogni territorio abbiamo un referente e non avremo difficoltà a incastrare ogni casella. È chiaro che finché non ci verrà comunicato ufficialmente quelli che sono i collegi, purtroppo tutti i discorsi che facciamo sono ipotesi che non possono trovare riscontro. Io mi auguro che nella giornata di oggi verrà fuori questo dato, dopodiché ci metteremo al lavoro, perché noi abbiamo già fatto una proposta alla direzione nazionale, all'interno della quale siamo degnamente rappresentati, perché ci sono 3 rappresentanti della Calabria, ci sono io, c'è il rappresentante di Lamezia,
Per Catanzaro c'è il rappresentante di Reggio Calabria. Qual è questa proposta? La proposta, abbiamo messo i candidati che abbiamo ritenuto migliori su tutta la Calabria e abbiamo dato indicazione alla direzione. È chiaro che successivamente all'assegnazione dei collegi all'interno della coalizione ogni candidato occuperà il suo posto. Questa griglia di candidati che avete... Ma potrei fare un esempio: siamo in provincia di Cosenza, se ci dovesse toccare il Tirreno daremo priorità a Fausto Rossomarso, se ci dovesse toccare lo Ionio la priorità sarà mia, così se ci dovesse toccare un altro collegio, è chiaro, le priorità in base ai rappresentanti dei territori. Avete già individuato? In ogni territorio abbiamo rappresentanti. Quindi questa è l'ipotesi, se poi non dovesse essere quella nessuno può, come dire, vantare pretese, perché è chiaro il patto iniziale. Certo, certo. Cioè noi ci siamo messi d'accordo senza nessun problema, perché l'obiettivo nostro è quello di portare un grande risultato a casa. Per fare questo abbiamo scelto le persone migliori, intendendo per persone migliori coloro che hanno competenza nella vita amministrativa, coloro che hanno una buona rappresentatività politica e naturalmente coloro che appartengono a quei territori. Forza Italia e Lega è la migliore compagnia possibile? Forza Italia e Lega in questo momento è la migliore compagnia possibile. Apriamo le danze allora, Sì, apriamo le danze, non sembra una cosa, diventa una cosa... Sono attrezzati bene? Ma loro sicuramente faranno le scelte che riterranno più opportune, non mi I permetto sondaggi, di però sindacare. i sondaggi sono dalla loro parte. I sondaggi sono dalla loro parte perché loro hanno capito lo spirito di questa legge, cioè quella di stare insieme. Noi invece abbiamo subito una divisione che può penalizzarci. Io spero di no, nel senso che poi spero che gli elettori sapranno dare maggior consenso a chi si può giocare la partita, però loro è chiaro che giocano in una squadra con grandi differenze, perché tra Forza Italia, la cosiddetta quarta gamba, i moderati e Fratelli d'Italia e Salvini ci sono differenze enormi, ma dal punto di vista programmatico, però hanno deciso di stare insieme per giocarsi una partita nazionale di governo, saranno gli elettori a decidere, insomma. Io penso che le contraddizioni ci sono e sono grandi. Non sono amalgamati bene, secondo me? Ma assolutamente, ma basta vedere quello che si dicono tutti i giorni Salvini e Berlusconi, insomma, per capire la differenza, o chi frequentano in Europa, no? Uno va a braccetto con la Merkel e l'altro va a braccetto con la Le Pen, insomma, mi sembrano posizioni molto difficili da conciliare. Questo, secondo suo giudizio, potrebbe, come dire, essere percepito dall'elettorato? Potrebbe essere un elemento di punizione da parte dell'elettorato. Del resto Berlusconi è un maestro, nel senso che nel 1994 ha fatto stare insieme Alleanza Nazionale e la Lega contro i comunisti, adesso li stava tenendo insieme contro i 5 Stelle, cioè lui è in grado di fare questo. Questa è l'istantanea di Guglielmelli. Ma io penso che questa è un'intelligenza da un punto di vista politico, perché come Guglielmelli riconosce oggi l'avversario da tenere in debita considerazione 5 Stelle. Il PD per fortuna da solo si è frammentato, da solo si è autolesionato, diciamo, per cui oggi 5 Stelle, perché oggi 5 Stelle va a prendere quel voto di protesta, la gente oggi è stanca della politica e dei politici, per cui vota per protesta, non sapendo che è un dispetto enorme che fa non alla collettività ma principalmente a se stesso. Un 5 Stelle che non ha programmi, non ha progetti, spara delle ipotesi, spara delle proposte che non trovano fondamento, e naturalmente per quest'Italia sarebbe sicuramente un grave danno. Poi basta che ci si trova d'accordo su quello che è il programma, sulle cose principali. Ma bisogna trovarsi d'accordo, cioè il mio infatti l'accordo sul programma l'hanno già stipulato. Per fare campagna elettorale. L'accordo sul programma c'è già e lo hanno anche controfirmato, quindi da quel punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Io sono orgoglioso, l'hanno già firmato, io sono orgoglioso di dire che Fratelli d'Italia ha portato un programma di 12 punti, l'80% di questi punti sono stati recepiti sia da Salvini che da Berlusconi. L'80%. Quindi non il 100%. Aver recepito l'80%, considerato che siamo il partito più piccolo della coalizione, ci hanno dato voce in capitolo. Noi per l'1% è stata fatta una scissione, cioè noi avevamo accolto il 99% delle proposte di un altro partito e sono approcci, io penso che gli italiani non vogliono più avere le grandi coalizioni al governo, penso che le esperienze del passato abbiano un po' seccato gli italiani, io penso che gli italiani vorranno dare un voto di chiarezza, per questo io penso che sbagli il centrodestra a sottovalutare sia il voto ai 5 Stelle sia il voto al PD, perché è un voto di chiarezza. Dall'altra parte c'è un voto di confusione
che poi può portare a quel teatrino della politica che abbiamo visto negli anni scorsi. Quindi la mia fiducia è questa, cioè che alla fine, quando comincerà la campagna elettorale, gli italiani potranno scegliere con chiarezza le diverse posizioni. Quindi chiarezza e confusione? Ma per quanto ci riguarda una confusione assolutamente no. Noi non è che sottovalutiamo il voto a 5 Stelle, noi lo valutiamo, per questo che ho detto che per quanto ci riguarda in questa competizione elettorale l'avversario 5 Stelle al PPE, va con la Merkel, se non fosse stato Berlusconi ha avuto la grande capacità di sostenere il PD fino all'ultimo giorno. È a favore dell'euro. Mi pare che la posizione di Salvini sia invece di sostegno alla Le Pen, penso anche di Fratelli d'Italia, è una posizione molto critica dall'euro, fino ad arrivare a posizione di uscita fino a qualche mese fa addirittura di proposta di referendum. Sono due posizioni che su un tema fondamentale sono in contrasto. Poi Berlusconi ha l'intelligenza politica di riuscire a tenere insieme tutti, più che intelligenza politica è un dono di Dio, perché solo lui ci riesce a fare. Io mi auguro che la vostra alleanza non sia per il potere, ecco questo. Ma assolutamente no. Spero che sia un'alleanza per il bene, perché voi vogliate il bene dell'Italia. Se è così vi vedremo L'obiettivo nostro è quello, infatti il nostro programma è supportato da progetti concreti, quindi non ci interessa andare al governo tanto per dire siamo stati eletti, abbiamo espugnato il centro-sinistra, no, ci interessa andare lì a attuare il nostro programma, perché abbiamo la convinzione che attuando il nostro programma qualcosa potrebbe cambiare. E secondo voi i calabresi come voteranno? Cioè, sulla base di quali elementi sceglieranno? Ma, intanto siamo di fronte alle elezioni politiche, quindi ma non cadiamo nel provincialismo di dire il giudizio sul sindaco, il presidente di provincia. Ma non inciderà? Ma sono variazioni minime. Non ritiene siano assolutamente influenti? E lo vedremo nel Lazio e nella Lombardia, dove si voterà lo stesso giorno alle regionali e alle politiche, e vedremo le differenze di voto che ci saranno tra le due schede. Quindi non... Io sono convinto che questa volta la gente voterà intanto per territorialità, prima cosa. Quindi se c'è il rappresentante del territorio è più facile che riesce a prendere il voto, a prendere il consenso. E poi naturalmente facendo le valutazioni di tutte le cose come vanno, purtroppo al contrario di quello che dice l'amico Guglielmelli, tengono in considerazione quelle che sono le amministrazioni, principalmente la regionale. Io vado in giro per i territori. Non mi era mai capitato finora di sentire gente che rimpiange Scopelliti, addirittura alla Regione Calabria. Io ho sentito gente quando governava Scopelliti che rimpiangeva lo IER. Infatti rimpiangono sempre quello che c'è stato prima, quindi vuol dire che quello che viene dopo della purtroppo... politica, diciamo questo. Io sono sicuro invece che il governo regionale è un punto di forza. Guarda, io sono stato consigliere provinciale quando Oliveri era presidente della provincia. Oggi Oliveri è presidente della regione, è una persona completamente diversa da quella che era in provincia. Cioè un Oliverio che minaccia di andarsi a legare davanti a Montecitorio per ottenere il commissariamento alla sanità, non lo ottiene e non si va a incatenare. Sa bene che non lo sapeva bene di non poterlo fare, però ha fatto un po' di populismo, non gli è riuscito, l'hanno messo a tacere. La sanità è una cosa seria. Oggi purtroppo principalmente i calabresi sono costretti alla migrazione sanitaria per poter andarsi a curare. Cioè, la cosa assurda che è la valutazione della gente, non è la valutazione mia. Com'è possibile un presidente di regione del PD, un commissario nominato dal suo stesso PD, che fra di loro non dialogano? È una cosa seria e naturalmente è un danno per noi. Ma non è che non dialogano, su Olivero addirittura arrivano a farsi dispetti del mondo, però non possiamo additargli la sanità. Olivero si sta battendo, perché è chiaro che sulla sanità c'è una difficoltà col governo nazionale uscente, che non era solo a guida al PD. Anzi, qualcuno che ha dichiarato che voterà la vostra coalizione è stato fondamentale in questi anni nel commissariamento calabrese. Per esempio? Per esempio l'ex sottosegretario Gentile, mi pare che era al governo, mi pare che la sua compagna di partito lo abbia ascoltato molto in Calabria, voterà Forza Italia, lo ha dichiarato, quindi non voterà il centrosinistra, quindi sulla sanità non possiamo dire nulla. Olivero sta facendo una battaglia, certo, poi l'incatenamento è stata una fase che non è conclusa, perché io penso che sulla sanità la battaglia deve andare avanti, perché hai ragione tu, sulla sanità la dovremmo fare noi cittadini, ma la dovremmo fare noi cittadini a prescindere, invece purtroppo la dobbiamo fare insieme, perché non va bene, cioè Scura non è che non va bene perché non dialoga con Oliverio, non è questo il punto, perché se Scura portasse risultati positivi, io penso che Oliverio sarebbe il primo a dire bene il commissario, la Calabria sta facendo dei passi in avanti. Il problema è che vediamo che gli ospedali che dovrebbero aprire per sentenza della magistratura non aprono,
che i LEA non vengono adeguati, che i posti letto addirittura previsti non vengono attivati, che gli ospedali appaltati non vengono realizzati, e né ci si preoccupa di dar corso ai lavori. Quello si sta preoccupando. Purtroppo se il centrodestra è così, la precedente giunta autorizza a fare un ospedale in una zona R4 e franosa, è chiaro che è difficile realizzare. E quale sarebbe la zona R4 franosa? Mi pare che a Vibo l'ospedale che si voleva realizzare fosse proprio in zona R4 e franosa. Ma questo... se dobbiamo far morire i calabresi, no, assolutamente. Però non è lo stesso caso dell'ospedale della Sibaritide, che c'è un terreno pianeggiante. Ma lì è successo un fatto diverso. È un fatto diverso, però purtroppo un problema dell'impresa che... Io so che Olivera ha dichiarato che proprio in questi giorni... sì, in questi giorni perché c'è la campagna elettorale. No, perché c'è la campagna elettorale, perché i procedimenti amministrativi hanno una scadenza in un percorso. Così come in questi giorni avrebbero dovuto dare corso ai lavori del terzo megalotto Monte Giordano Sibari, abbiamo appreso settimana scorsa che il CIPE ha approvato 43 progetti e questo del terzo megalotto l'ha tenuto da parte, e la deputazione calabrese, di destra e di sinistra, la deputazione calabrese non ha detto una parola, non ha mosso un dito. Ma il CIPE l'ha già approvato quel megalotto, nel senso che nella scorsa riunione del CIPE l'avrebbe dovuto appaltare per dare corso. Fa il CIPE, l'appalto deve procedere lento. Ma se non c'è il via libera del CIPE, assolutamente non può. No, nei 43 progetti è stato stralciato, te lo posso garantire. Ma a me questo non risulta. Settimana scorsa lo abbiamo già verificato e ci stiamo attrezzando. Che la stazione appaltante competente in questo caso, ovviamente penso in questo caso ANAS, io so che sta per procedere con i lavori di purtroppo di non è così. Ma non lo facciamo in campagna elettorale, noi ci stiamo questo governo, al di là dei giudizi che facciamo a livello politico, e non basta, perché freggiarci di quello che abbiamo fatto non ti fa vincere le elezioni. Io penso che questo governo sulla Calabria invece abbia spostato risorse, enormi risorse, parliamo addirittura complessivamente di 11 miliardi di euro, tra fondi POR, patto per la Calabria, investimenti sulle infrastrutture, sui trasporti, quindi tanto è stato fatto, ma noi non dobbiamo soltanto rivendicare questo perché faremo un errore, dobbiamo dire cosa vogliamo fare di più, perché è chiaro che quello che abbiamo fatto finora non è sufficiente. Del resto Churchill, dopo che ha vinto la seconda guerra mondiale, ha perso le elezioni, penso che non ci possa essere cosa più importante, no? Che vincere una guerra. Quindi il giudizio qual è? Questo governo ha dato di più alla Calabria? Ma molto di più, siamo passati dal governo leghista che rubava i fondi FAS dalla Calabria per metterli sulle barchette del lago di Garda, a un governo che invece le risorse le ha date e le sta dando. Anche se concretamente purtroppo non si vede niente, tutto ciò che enuncia Guglielmelli sulla carta probabilmente è vero, ma nei fatti concretamente non vediamo niente. Noi continuiamo ad assistere da una parte, e quindi faccio riferimento al sud, chi protesta per carenza infrastrutturale, chi non ha treni, chi non ha strade, e poi dall'altra parte invece al nord assistiamo a chi protesta perché non vuole la NOTAV. Cioè siamo al paradosso, al sud si protesta perché non si ha, al nord si protesta perché si ha. E il governo, che dovrebbe essere super partes e in qualche modo fare cose eque, purtroppo non ha fatto niente. Quindi non è stato un governo amico della Calabria, secondo Sud? Ma penso proprio di no. Ma assolutamente, noi stiamo facendo interventi, cioè è chiaro che se io intervengo in Lombardia, dove c'è un sistema già competitivo che ha solide basi economiche, sociali, e via dicendo, è facile intervenire e fare vedere la differenza. Se io intervengo in un luogo in cui abbiamo trovato non il deserto, di più, perché abbiamo trovato un territorio massacrato, ma non soltanto la precedente giunta, massacrato in decenni, diciamo, di cattiva amministrazione, di una politica che non è riuscita, magari anche in buona fede non è riuscita ad affrontare i problemi, però se guardiamo quello che sta accadendo, quello che è stato progettato, quello che sta facendo, penso interventi che mancavano da quando c'era Cavour, penso alla linea ferroviaria ionica, dove un intervento di quel genere, di 500 milioni, l'ultimo l'ha fatto Cavour, cioè parliamo del 1861, quando è stata fatta l'unità d'Italia. Se parliamo sul lavoro che sta facendo sulle trasversali, che aspettavamo anche qui da decenni, penso alla trasversale delle Serre che sta in fase di completamento, se penso ai rapporti, ai nuovi collegamenti Reggio-Roma per quanto riguarda le ferrovie, oggi in Calabria abbiamo una accelerazione dei tempi che non c'era mai stata. Se penso al disastro che abbiamo trovato sul sistema degli aeroporti, con 2 aeroporti falliti su 3 e con gli arresti a Lamezia, e con una regione che sta cercando di rimettere insieme i pezzi grazie al governo nazionale, se pensiamo sulle infrastrutture alla cosa più grande, dopo 30 anni questo governo ha autorizzato la ZES Gioia Tauro, che finalmente parte, cioè è stata già approvata, è stato già fatto tutto, e sono cose che si aspettano da 30 anni. Basta? Non basta, perché questa regione parte da così dietro che bisogna fare ancora di più per farla andare avanti.
Io sono convinto che se Guglielmelli si svestisse della maglia del PD probabilmente la penserebbe come me. No, è rossa ma non è una... La penserebbe come me perché spendere 500 milioni di euro sulla tratta ionica per cambiare le traverse e i binari e farci viaggiare la lettorina penso che serva Non è poco così, a niente. sai perché si cambiano i binari? Per triplicare l'accelerazione dei treni. Però il treno rimane sempre quello. Per diminuire il treno sta rimanendo ore e sempre... ore i tempi di percorrenza. Noi abbiamo presentato un progetto. Se tu fai il percorso su quei binari puoi andare massimo a 40 km/h. Se non cambi i binari non puoi portare i treni ad alta velocità o a media velocità. Quindi tu dici per ora ci siamo attrezzati il carrozzino, prima o poi compreremo il cavallo e faremo no, il i giro. cavalli li abbiamo già comprati. E dove sono? C'è la lettorina, perciò no, li state vedendo. Allora, guardate che ci sono i treni un progetto, ecco già perché dico, secondo me se ti svesti sarei convinto che ci porto io per i nuovi treni, ci sono i treni Using che fanno un viaggio soltanto al giorno. Prima c'erano. Prima di Oliverio? No, assolutamente no. Era una programmazione che è stata portata. Io ti dico, abbiamo presentato un progetto, perché penso che un lavoro serio sarebbe la progettualità prima di tutto. Abbiamo presentato un progetto per trasformare la tratta ionica, perché è l'unica alternativa, in tratta metropolitana Sibari-Crotone. Così facendo ci sarebbe la possibilità di portare l'utenza all'aeroporto di Crotone. A quel punto ha senso riaprire l'aeroporto di Crotone, ma se noi riapriamo l'aeroporto di Crotone solo ed esclusivamente per i cittadini di Crotone, è chiaro che non si regge in piedi ed è fallimentare, quindi si va ad incentivare una struttura fallimentare. La politica che avrebbe dovuto attuare Oliverio o chi per lui sarebbe dovuta essere questa qui. Bene, cambiamo i binari, cambiamo le traverse, spendiamo 500 milioni e poi? Allora, continuiamo a lavorare per avvicinare Crotone alla continuiamo a lavorare su questo progetto e probabilmente poi non parliamo di a Oliverio tutto possiamo dire, non che non abbia a cuore le metropolitane leggere. Esatto, proprio perché le ha cuore. Ha recepito un progetto che abbiamo sollecitato noi, abbiamo presentato noi, ha sollecitato e lo ha inserito nel piano dei trasporti provinciali. Quando è arrivato alla regione però purtroppo si è arenato e dice bene, ha investito sulla Calabria perché sulla tratta tirrenica sono aumentate le corse da Reggio a Roma, sono ridotti i tempi di percorrenza e qui purtroppo continuiamo a fare una divisione. Allora, oltre ad avere un'Italia che viaggia a 2 velocità, noi abbiamo una Calabria che viaggia e un'altra Calabria che sta ferma, no a 2 velocità, perché la Calabria è chiaro che non può essere solo la tirrenica, tutti i rispetti per la tirrenica, che ben vengono i treni ad alta velocità perché così facendo riduciamo la percorrenza, però c'è una fascia ionica che è completamente abbandonata da tutti. E che dopo Cavour Oliverio è il primo che ha ripreso in considerazione. E qual è il gap? Io ritengo qual è il gap della fascia ionica che purtroppo non ha rappresentanti politici di quella fascia, di quel territorio. Quindi auspichiamo, li ha avuti. Auspichiamo almeno questa volta che ci possa essere un rappresentante che si occupi delle problematiche del territorio e non si preoccupi di scaldare il poltrone. poltrone. Occupazione, impoverimento delle famiglie, precarietà incideranno? Io penso proprio di sì. Molto. Penso proprio di sì, che poi di questo la gente ha bisogno. Incideranno molto, non c'è dubbio che c'è una difficoltà e un disagio soprattutto nelle regioni del sud che porta in parte a fenomeni di protesta, di incazzatura il governo giusta. però sbandiera la crescita dell'occupazione, sbandiera l'aumento dei posti di lavoro, ma sì, però guarda, se tu pensi anche in Calabria c'è stato un trend, noi abbiamo, mi pare, in 2 anni in Calabria sono stati creati 70.000 nuovi posti di lavoro, così ci dice l'Istat. Ovviamente a fronte di 300.000 disoccupati, se tu parli con gli altri 300.000 persone che non hanno ancora un reddito, è chiaro che il problema persiste, quindi ci sono indicatori positivi. Rapani mi pare sia molto perplesso rispetto a questa... No, è un dato dell'Istat, però purtroppo è un dato falsato, perché se considerano come dato occupazionale colui che utilizza un voucher e con un voucher fa una giornata lavorativa e addirittura per l'Istat risulta che quello è stato occupato. Beh, occupare una persona per un giorno, occupare una persona per un giorno penso che... Però anche noi abbiamo delle ore lavorate, diciamo, è in forte che quindi le ore lavorate, quindi rispetto al passato ti fanno capire quanto si lavora ed è migliorato, ma non basta, perché se tu su 10 casi di difficoltà ne risolvi 1, 2, 3, è chiaro che negli altri 7 c'è permane un problema anche di rabbia, anche di protesta, che noi dobbiamo cercare di affrontare con umiltà e cercando di dare seguito a delle proposte concrete. Qualche proposta l'abbiamo messa in campo anche dal punto di vista della povertà, penso alla prima misura di inclusione sociale che è stata fatta in questo paese, che è il REI. Non esisteva prima, non c'era una misura che dava sostegno al reddito, l'abbiamo fatto
siamo già a 2 miliardi all'anno, ma bisogna incrementarli ancora di più. Sono queste le misure che servono a riportare gli ultimi in un circuito virtuoso. Ci vuole tempo, ci vuole una forza politica però che pensi a queste cose e le faccia. Noi abbiamo cominciato a farle. Ora ci aspettiamo, speriamo ovviamente che gli italiani e i calabresi lo abbiano capito e ci diano fiducia. Questa è la tattica di chi con una mano dà e con due prende, perché sostenere il sussidio e poi magari aumentare la tassazione penso che serve a poco. Allora sarebbe opportuno una defiscalizzazione. Ma non c'è una tassa, cioè chi prende quel sussidio non paga una tassa, paga una tassa universitaria, non paga una tassa sanitaria, ed è giusto che sia così, non pagano nulla ed è giusto che sia così. Cioè, quindi non è che diamo su quella piccola percentuale, però quella piccola percentuale è chiaro che poi la va a pagare la stragrande percentuale, e naturalmente, perché da qualche parte poi bisogna prenderla, se da una parte si dà, da una parte bisogna prendere, e naturalmente è quel 70% che dicevi pure tu che naturalmente viene penalizzato, ed è quello che poi fa la differenza, è quello che avverte di più la differenza. Mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, teniamo in diretta, ma non ritenete, secondo voi, che ci sia bisogno anche in Calabria, come dire, di una ventata di nuovi entusiasmi anche in politica, no? Nuove visioni, di mettere un po' anche da parte il già visto, il già sperimentato? Occorrono visioni o no? Nella vita occorrono visioni nuove. Per questo, come anche in politica, anche in politica, anche in politica c'è bisogno di avere un quid in più, un guizzo, chiamiamolo come vogliamo. Non è mai fuori luogo avere un guizzo in più, quindi sicuramente sono d'accordo. Dobbiamo anche in questa regione, dobbiamo capire come coniugare forze nuove, forze emergenti, forze che possono portare quell'entusiasmo e quella passione in più. Perché no? Dobbiamo farlo. Io sono convinto che dobbiamo farlo. I partiti devono farlo, no? Dobbiamo farlo i partiti devono e dobbiamo farlo, e non è facile perché poi alla fine viviamo in un contesto, no? in un contesto ambientale, sociale, però dobbiamo farlo e questo io penso contano molto i pacchetti di consensi, questo è l'errore. Però guarda, io dico una cosa, quando sono segretario di federazione, consolidato il rapporto ormai da qualche anno, insomma. Da quando sono segretario di federazione ormai da qualche anno, devo dire che abbiamo tantissimi nuovi sindaci, giovanissimi, trentenni, in qualche caso addirittura ventenni. Nel Consiglio provinciale si sta affermando una classe dirigente. Cioè io vedo che c'è un processo che parte dal basso di rinnovamento vero, ma quel rinnovamento vero, non di sostituismo dei padri con i figli per intenderci, ma rinnovamento vero, cioè di chi parte dal territorio, dalle istituzioni, dal partito e viene apprezzato e si crea consenso. Io penso che c'è un processo ed è un'onda lunga che sta crescendo e che arriverà molto presto secondo me. Da questo punto di vista, per fortuna abbiamo qualche punto percentuale in più, perché abbiamo tutti volti giovani, abbiamo gente che non c'è rispetto al PD, rispetto a tutti i partiti. Rispetto a tutti i partiti. Non è presunzione, ci mancherebbe. mancherebbe. Che hai fatto prima, però mi sembrano esponenti che hanno una degnissima carriera politica, ci mancherebbe altro. Hanno maturato esperienza politica, però si sono fermati sul territorio. Si sono fermati sul territorio, per cui è giusto che in qualche modo la loro esperienza la portano agli organi superiori. È chiaro che continuare a riproporre gente che c'è già stata, a prescindere se ha fatto o meno, perché se avesse fatto bene probabilmente non ci saremmo trovati in queste condizioni, da ambedue le parti, inutile. Sì, però voglio dire, non è che se uno non è mai stato in Parlamento è nuovo, magari uno è stato 10 anni in Consiglio regionale o ha fatto il Presidente di provincia per 10 anni il Consiglio regionale e non è nuovo. Se non ha fatto niente, però nel momento in cui negli enti sovracomunali è riuscito a fare qualcosa, è pure giusto che... Sì, ma per questo gli altri partiti siamo nelle stesse condizioni. Io rappresento un partito che in provincia di Cosenza esprime 4 deputati uscenti, sono tutta la prima legislatura, cioè non c'era stato nessuno. Però sentire che in Calabria addirittura vi dovrebbero, perché per quanto ci riguarda,
non è il caso nostro, calare dall'alto la Boschi, penso che è mortificante per il Scusami, territorio. se Giorgia Meloni decidesse di candidarsi in Calabria, voi sareste contenti oppure protestereste? Ma non saremmo contenti e probabilmente... Una notizia questa. Probabilmente... Cioè la Meloni non può candidarsi in Calabria. Certo che può candidare, però per i discorsi che ha fatto, per il rinnovamento della classe politica, per dare rappresentatività ai territori, è chiaro che se si venisse a candidare andrebbe contro quello che ha detto. Ma io penso che anche il vostro elettorato, se il segretario nazionale decidesse di candidarsi qua, sarebbe molto contento, perché potrebbe dare un voto politico più di ogni altra però cosa. ha fiducia di chi lavora sui territori, per cui gli dà Vedremo, spazio. non ne ho nulla per scontato, perché poi alla fine quando si fanno le liste può succedere di tutto. Ma secondo voi il voto in Calabria è libero? Il voto in Calabria ha dei condizionamenti, secondo me, di diversa natura, di natura politica, di natura economica, di natura sociale, con un intervento dell''ndrangheta molto acuto in alcuni territori in particolare, e quindi c'è una situazione fragile. Noi abbiamo una società fragile in Calabria, questo è il punto vero. E in una società fragile ci sono molte insidie. Noi dobbiamo capire come portiamo al minimo le insidie. Per quanto riguarda l''ndrangheta, mi pare che il procuratore Gratteri stia facendo un ottimo lavoro e anche le ultime operazioni dimostrano un impegno vero e fattivo. Noi come politica dobbiamo appunto rompere quei legami. Dall'ultima operazione il PD non è uscito benissimo. Il PD ha avuto coinvolto un sindaco che è stato immediatamente sospeso dal partito, che affronterà la sua vicenda personale. Io gli auguro di dimostrare la sua estraneità, perché io lo auguro a lui e alla sua famiglia, insomma, ma non c'era un sistema che riguardava il PD. C'è una contestazione del nostro sindaco molto grave, io gli auguro appunto di dimostrare la sua estraneità, ma non è stato coinvolto il partito. Poi quelle immagini che girano in cui tutti gli indagati hanno il simbolo del PD non è vero, cioè, l'unico iscritto era lui, non ce ne sono altri iscritti, anzi, molti ce li siamo trovati contro alle elezioni. Tra l'altro nel comune di Girò, vorrei, poi magari te lo lascio, i video dell'ultima campagna elettorale, in cui tutti quanti sono dimenticati che insieme ai due candidati oggi sottoposti anche lì agli arresti, c'era anche un terzo candidato e c'era un altro partito che faceva una campagna a sé a parte, con dirigenti che sono saliti sui palchi a denunciare anni ed anni di malaffare. Ma di quello non ne parla nessuno, quello era il PD, era la nostra lista, con il nostro simbolo, con i nostri giovani dirigenti, candidati, che hanno urlato al mondo la voglia di cambiare Girò. Ma di quello non ne parla nessuno, parliamo del sindaco di Stronghold. Capisco anche questo, però ripeto, la politica... Questa è una notizia. È una notizia, quindi capisco questo. Ma io penso che anche una notizia, se un ragazzo di 25 anni sale su un palco e si mette ad urlare che lì c'è un sistema trentennale che va spazzato via, e lo dice lì, durante la campagna elettorale, la presenza di due candidati che oggi, a quanto risulta attualmente dalle indagini, ma anche lì io sono garantista, perché dobbiamo essere garantisti con tutti, non soltanto con gli esponenti del proprio partito, però al momento risultano, diciamo, da quello che emerge, entrambi addirittura in qualche caso intranei all'organizzazione mafiosa. Voto libero? Se fosse stato libero, come dice Guglielmelli, il giovane di Cirò avrebbe vinto le elezioni, così come una battuta dico io, se fosse stato libero io oggi sarei stato il sindaco di Rossano. Non lo so se è stato libero, non mi risultano inquinamenti di altra... No, assolutamente, inquinamenti no, però condizionamenti tanti. Ripeto, gente che in qualche modo gli è stato sempre promesso questo posto, e ci ha creduto, è stata illusa, è stata mortificata. Oggi naturalmente, per fortuna, si sono resi conto che erano tutte barzellette e se le ritroveranno contro, giustamente. Sì, però ecco, magari ci può essere stato, come dici tu, un eccesso, diciamo, di campagna elettorale. Ma a Rossano molti poteri forti non hanno sostenuto il PD, anzi. Molti poteri forti? Economici non hanno sostenuto il PD. Tutti erano hanno dall'altra sostenuto parte. il PD. Ma non Tutti. mi risulta questo, ma assolutamente. Assolutamente. Il PD a Rossano ha sostenuto poteri forti? No, il PD a Rossano hanno avuto una grande capacità che ha superato anche quella di Berlusconi. Che hanno fatto una cozzaglia. Non hanno fatto una coalizione, hanno fatto una cozzaglia. Però non abbiamo fatto una cozzaglia, abbiamo parlato tante volte anche con
con altri rappresentanti del centrodestra. Abbiamo fatto una coalizione civica in cui c'è il PD come unico partito politico, però dovresti apprezzarlo, perché se apprezzi Berlusconi che riesce a tenere insieme il livello nazionale, avete superato anche Berlusconi, avete superato anche Lo prendo come un complimento. Quindi dovreste votarlo Berlusconi. No, lo prendo come un complimento. Così come ha detto Gentile dovreste farlo votare anche voi. No, assolutamente. Sentite, i temi invece che... Ma non perché lo odiamo, perché abbiamo un'idea diversa sui temi. Lotta alla criminalità, sicurezza, problema se viene visto... Però posso aggiungere una cosa su quello che dicevi prima, perché poi la Calabria è terra di contraddizioni, no? Perché è vero che il voto magari non è sempre libero, però questa è l'unica regione d'Italia in cui cambiano sempre le maggioranze e chi al governo perde. Ma forse perché non è in grado di dare risposte. Ma non lo so, però vuol dire soddisfare le che aspettative. di solito il voto non libero è legato al governo. In Calabria questo non accade mai, ma giusto una battuta. Ma non accade perché? Perché non cambiano i partiti, cambiano le persone che saltano da una parte all'altra e spostano i voti da una parte all'altra. Questo è il trasformismo va combattuto anche in Calabria. Ecco perché noi sosteniamo che deve essere obbligatorio il vincolo di mandato. Dove viene eletto deve rimanere fino alla fine. No, vabbè, ma questa è una cosa che non è possibile, né a Costituzione vigente né a Costituzione futura. Non ha modificato la Costituzione. Ma assolutamente, non puoi, altrimenti facciamo una cosa. Ma perché tu fai un tradimento a chi ti ha votato? Allora cioè tu ti proponi, tu ti presenti con un programma, con una coalizione, ti presenti alla gente, prendi il voto, poi magari te ne vai da dove c'è un programma diverso, con gente diversa, è stato un tradimento che hai fatto ai tuoi elettori. Io dico questo, che poi ci sono sempre le degenerazioni in politica, per cui si utilizza l'assenza di vincolo di mandato per fare trasformismo, cambiare casacca, assicurarsi il seggio, e questa è la degenerazione politica. Ma il fatto nobile per cui non esiste vincolo di mandato in questo Paese è molto semplice, perché il deputato rappresenta la nazione e quindi prima addirittura degli interessi del proprio partito, degli ordini dei propri capi partiti, ci deve essere l'interesse supremo della nazione. Quindi ogni deputato risponde alla nazione e ogni deputato deve agire coerentemente con gli interessi della nazione. E questo è un po' il cuore della nostra Costituzione. È chiaro che io penso che molti deputati agiscono anche in dissenso ai propri gruppi per l'interesse della nazione, altri lo fanno per fare carriera politica e quelli dobbiamo combatterli, ma è difficile trovare tecnicamente il come, ragioniamoci però. Sentite, ma la criminalità organizzata, malaffare, immigrazione sono tre temi già ballano dentro l'agone della politica nazionale. Beh, questi sono cose serie, insomma, i cittadini sono molto attenti a questo, vogliono capire, cercare di leggere quali sono i progetti di ogni singola forza che si candida a rappresentare il Paese. Non sono bruscolini, insieme all'occupazione sono i temi veri, i temi portanti di questa campagna elettorale. Ma io penso che intanto che il Ministro dell'Interno è riuscito a mettere fuori gioco dalla campagna elettorale il tema dell'immigrazione, perché abbiamo dimostrato per la prima volta che anche il centrosinistra sa gestire in maniera dignitosa, umana, un fenomeno enorme come quello della migrazione. Io ricordo 8 mesi fa che si parlava solo del tema dei migranti e che sarebbe stato, secondo gli analisti, il tema centrale. Mi pare che in questa campagna elettorale questo tema invece stia su un punto di vista sia secondario, non perché non è importante, perché il governo ha dato prova, a mio avviso, di saper governare un processo enorme. Basta vedere anche qui i dati, quello che è successo nell'ultimo anno. Abbiamo quasi azzerato quelli che sono gli sbarchi, facendolo anche negli interessi di chi rischiava la propria vita nel mare, quindi non lo facciamo soltanto per proteggere, anzi noi non lo facciamo per proteggere, come dice il candidato leghista in Lombardia, la razza bianca o perché odiamo i migranti, no, noi lo facciamo perché vogliamo sottrarli innanzitutto alle tratte di chi organizza il traffico di esseri umani. Criminalità, liste pulite, quindi malaffare, dire no al voto dei mafiosi, insomma, anche queste sono il ministro dell'Interno, che è del PD, ha sottoscritto un documento da parte di tutti i partiti. E chi lo ha proposto? L'ha proposto il ministro dell'Interno ancora una volta, che è del PD, dicendo a tutti i partiti facciamo non solo un documento, ma un appello affinché nessuno voglia ricevere i voti della criminalità organizzata. E sul malaffare invece in termini di corruzione lì dobbiamo agire sulla macchina burocratica, perché in questo Paese ci siamo illusi che spostando il potere dalla politica alla burocrazia avremmo ucciso la corruzione e invece abbiamo spostato i fenomeni corruttivi sostanzialmente dalla politica alla burocrazia. Noi dobbiamo riflettere su questo per togliere definitivamente questo cancro dalla macchina amministrativa dello Stato.
Qui ci vorrebbe una sorta di accordo tra partiti, perché oggi il problema serio della politica è che non ci sono più i partiti, non ci sono più le sedi di partito, non si fa politica, perché se ci fossero i partiti, forse una scuola... Fratelli d'Italia siamo gli unici superstiti. Però no, non bastiamo. Non bastiamo. Perché se ci fosse una scuola di politica, una scuola di amministrazione, probabilmente non sarebbe necessario ricorrere poi a chi ha pacchetti di voti, perché il problema della politica sono quando si ricorre ai pacchetti di voti per vincere a tutti i costi. E se uno ha pacchetti di voto, in qualche modo questi voti non possono essere assolutamente né voti di opinioni, né voti di stima, né voti personali. Se sono pacchetti, in questo pacchetto ci capita di tutto. Allora, finché la politica non si mette in testa di fare una seria selezione nel momento in cui si vanno a compilare le liste, questi problemi li avremo sempre. Quindi andrebbe fatto una sorta di codice etico tra i partiti e fare una selezione seria sulle candidature. Forse solo lì si riuscirebbe ad arginare un fenomeno. Perché come dice, bisogna agire sulle candidature. Sulle candidature, certo, perché come dice qualcuno... Noi abbiamo il codice etico, abbiamo pure... Purtroppo a volte non basta, nel senso che a volte si hanno delle sorprese anche da parte di persone che godevano. È difficile, è difficile. Bisogna rompere i meandri della burocrazia dove si è la corruzione. Ad esempio Oliverio, che una cosa che nessuno dice, la più grande rivoluzione a mio avviso che ha fatto già in Regione Calabria è che per la prima volta tutte le procedure saranno digitalizzate e saranno su piattaforme informatiche, cioè non ci sarà più un contatto diretto tra il funzionario e il cittadino, non ci sarà più la possibilità di, come qualcuno ha detto, si legge in qualche intercettazione, di aggiustare le carte, ok? Le carte non ci sono più, non si aggiustano più le carte. C'è un procedimento tutto digitalizzato e questo garantisce trasparenza e anticorruzione. Questa è una rivoluzione che noi come PD al momento non abbiamo neanche saputo valorizzare, perché la sto dicendo io ma non mi pare che altri l'abbiano detta, la stiano dicendo. E io penso che questa è la rivoluzione più grande che ha fatto il Presidente Oliverio, a mio avviso, proprio per contrastare il tema del malaffare. Di qualche giorno fa il terremoto che c'è stato in giunta regionale proprio per via della digitalizzazione, perché qualcuno addirittura, come qualcuno, il burocrate, si era inventato il doppio clic per cercare di canalizzare le pratiche che interessavano e quelle no. E ben ha fatto la giunta in quel momento a protestare, dice o blocchiamo questo bando o ce ne andiamo tutti quanti a casa. Quindi digitalizzare sì, la rivoluzione che avrebbe dovuto fare Oliverio e forse avrebbe trovato la stima di tutti i calabresi, avrebbe dovuto fare una rivoluzione all'interno della macchina burocratica. Perché io sostengo anche la legge Madia che prevede la rotazione delle dirigenze, quella bisognerebbe mettere in atto, perché non è possibile che ci si fosse... Per la prima volta, dopo 30 anni in regione, i dirigenti hanno votato. Fatto, i dirigenti hanno votato tutti. Ci sono dirigenti che sono i dirigenti delle 4 stagioni, qualsiasi stagione c'è, loro sono sempre lì al posto di comando. È la legge nazionale che non consente lo spoil system, per cui se tu vai a governare ti ritrovi i dirigenti che hanno vinto il concorso, lì ci puoi fare ben poco, tranne il 10% che puoi prendere esterno, gli altri quelli nominati che sono sempre gli stessi. Ma Oliverio li ha fatti ruotare, poi non è vero, sono sempre gli stessi, anzi. Poi qualcuno bravo, che se trovi uno bravo magari lo lasci. Cioè, togliere anche qualche bravi, mosca bianca ogni tanto si trova, qualche mosca bianca. Voi siete due giovani esponenti politici, ma secondo voi in Calabria ci sarà spazio anche per voi? C'è spazio per i giovani che vogliono così misurarsi in politica, vogliono dare il loro contributo perché le cose cambiano? C'è questo spazio? Lo vedete sia all'interno dei vostri partiti che poi nel contesto del sistema dei partiti in questa regione. C'è questa, lo avvertite, lo percepite, questa possibilità o no? Ma per quanto mi riguarda, continuare a fare politica è stato stimolato proprio da questo, aver percepito in questo partito, aver percepito nel nostro leader nazionale la volontà di dare spazio a chi effettivamente si spende sui territori e in qualche modo ha voglia di fare qualcosa. Io lo sai come la penso, nel senso che i giovani non devono aspettare lo spazio, i giovani devono lottare e dimostrare e devono prendere, perché se viene regalato a chi non lo merita, se invece lo si conquista, lo conquista chi ha il metodo di conquistarlo, quindi dipende da noi, non dipende da altri. Io dopo questa parte di dibattito mi rendo conto che siete meno distanti di quanto si possa immaginare.
Là c'è la destra, lì c'è la sinistra, però mi pare Perché che abbiamo parlato di temi che oggettivamente, insomma, ci sia una... Quando le tematiche ti ditemi accomunano... qual è la differenza, ditemi Io dove penso sta, sulla lotta... mi dovete dire dove sta la ma tu ci hai differenza, chiesto, sulla lotta ma mi dovete dire dov'è la differenza. Sulla lotta al malaffare, su questo siamo d'accordo. Ho capito, ma ditemi allora dove sono le differenze. Dove sono? Io non riesco a percepirle da questo dibattito. Allora, ad esempio, sul testamento biologico voi eravate a favore? Il testamento biologico Non è eravate a favore. una cosa Sulle complessa. unioni civili siete a favore? Come No, fai? io sì, quindi vedi, ci sono differenze, no? Quindi lì c'è la destra e qui c'è la sinistra. Ma è giusto che sia così. Ma è ancora così netta, così Non stiamo visibile? parlando. I contorni sono così delineati? Sono cambiati, Secondo me sono no. cambiati, Secondo me perché no. ad esempio sul tema delle unioni civili è un tema che è molto, anche Cioè, forse potreste di stare destra. nella stessa coalizione, per No, dire. no, assolutamente. No? E per questo partito preso naturalmente fa allontanare la gente dalla politica. No, dico non Il possiamo fatto stare... che dice assolutamente no. Assolutamente no, Assolutamente perché se in no. Parlamento Potresti sulle usare donne- Ci insomma, sono temi se sui su- quali ma potremmo sui- tranquillamente sui essere temi sì. d'accordo. Io È per chiaro esempio io con loro farei una legislatura costituente, vogliamo riformare la Costituzione, con tutte le forze politiche, ci mancherebbe, lotta all''ndrangheta e al malaffare, la dobbiamo fare insieme, le infrastrutture le dobbiamo fare insieme, ma sui grandi temi di orientamento politico, ma non siamo d'accordo. Cioè, Io direi assolutamente no, perché loro che l'hanno messo in atto hanno dimostrato di aver fallito, per cui in un fallimento non mi ci mischierei. no, ma io sto parlando dei grandi temi. Cioè, Però, Sui voglio grandi dire, temi. possono coesistere le due idee della politica. devono coesistere, oggi perché noi devono abbiamo fatto coesistere. rispetto, Con le dovute rispetto differenze, a ma quando possono tu eri coesistere. giovane, noi abbiamo fatto l'Italia, ha fatto un passo in avanti, cioè ci riconosciamo come facenti parte di un arco costituzionale, magari prima non era così, ma devono coesistere, perché ci deve essere la destra parlamentare e la sinistra Allora, parlamentare. domani è possibile per esempio una coalizione PD Fratelli d'Italia? Allora, sui valori e sui programmi di principio assolutamente no. Se poi, faccio un esempio bruto, diciamo, se è chiaro che se qualcuno ci dichiara guerra e dobbiamo fare la guerra insieme, è chiaro che farei il governo anche con loro per difendere la nazione, ma ci mancherebbe. È chiaro che a un governo non è facile stare insieme con idee che possono, per alcuni versi, sono opposte. C'è ancora questo rosso e il nero così... Sono sbiaditi. No, io penso che sui temi, ma guarda, basta pensare a quello che si vede in televisione con il fronte skinhead veneto che fa irruzione in un'associazione di volontariato, ma è chiaro che siamo distanti anni luce, oppure sulla visione storica degli eventi, oppure sui valori, ripeto, sull'atteggiamento che... Sull'immigrazione non mi pare che ci sia questa grande differenza. Sull'immigrazione c'è grande differenza, grande differenza. Oppure sulla legittima difesa, c'è differenza tra la sinistra e la destra. Sulla sicurezza c'è differenza. E c'è anche la differenza. Che però la sicurezza è un problema di ordine sociale, di ordine pubblico. Per me è un Sull'immigrazione problema come fa a anche non di ordine esserci la pubblico. differenza se una sinistra tiene in debita considerazione il fenomeno dell'immigrazione, mettendo in secondo piano purtroppo l'italiano, e una destra invece al primo posto mette l'italiano, perché è giusto che sia così. Cioè noi siamo un popolo di migranti, siamo andati all'estero, ma siamo andati per necessità, siamo stati con due piedi in una scarpa e siamo ritornati a casa. Insomma, aver creato la Invece più grande dall'altra organizzazione parte, criminale in America non mi sembra che siamo stati con quelle due piedi sono in una organizzazioni scala. criminali, però chi è Ma gli andato... italiani sono stati. quindi non gli sono immigrati stati stanno altri. venendo qui per fare delle organizzazioni criminali? No, non ho a capito. differenza nostra no, è questa la differenza. Però vengono qui a fare cosa? Vengono qui a cercare di vivere. A cercare di vivere, e noi non riusciamo a fare vivere i nostri. Ho capito, però. ma Noi non garantiamo una casa all'italiano, non garantiamo una condizione sociale all'italiano, purtroppo non però garantiamo invece ci una casa né preoccupiamo. all'immigrato né all'italiano. in Non questa garantiamo fase. la casa, però gli garantiamo vitto e alloggio e gli facciamo Noi fare garantiamo vitto e alloggio, quelli sono- purtroppo allora, sono questo dei sistema protocolli umanitari da una internazionali. parte ha fatto una buona operazione il centro-sinistra, che ha messo da parte le cooperative che gestivano l'immigrazione e quindi ha messo da parte il malaffare, l''ndrangheta, tutte le mafie. questo non lo- Dall'altra parte purtroppo con la gestione che c'è ora, ed è una soluzione tamponi che hanno trovato, da qui a poco ci scoppierà il bubbone, perché tutta questa trafila che va fatta tra l'associazione alla quale vengono affidate dalla prefettura gli immigrati, quindi la rendicontazione ai comuni, i comuni alle prefetture, le prefetture al governo centrale, e poi a ritroso passano 7-8 mesi, non riescono ad avere le rette, per cui non ce la fanno più a mantenerli, prima o poi protesteranno e ce li troviamo un altro volta in mezzo alla strada. Allora, se facciamo un progetto serio di inclusione, a quel punto forse potremmo anche parlarne, però accoglierli per cercare di sostituire quello che dovrebbe essere un diritto dell'italiano, questo non lo possiamo assolutamente avallare. Allora, noi siamo contro l'immigrazione clandestina perché l'immigrazione clandestina violenta
i migranti, perché diventano vittima e schiavi appunto di trafficanti e molto spesso subiscono le atrocità più indicibili. Dopodiché ci sono protocolli internazionali per cui i profughi dalle guerre devono essere accolti, perché così prevedono i protocolli internazionali. La destra ha sbagliato il 2003 firmando il Trattato di Dublino, che impone al paese in cui si sbarca di rimanere in quel paese. Noi oggi, se la Francia, l'Austria fanno ostruzione affinché le persone che giungono in Italia possono andare da loro, è perché c'è quel trattato che obbliga l'Italia a mantenerli in Italia. Questo l'ha fatto Berlusconi. Il patto di Dublino 2, chi l'ha approvato? Il patto Dublino 2. Dublino 2 è una piccola variazione di alcune piccolissime cose, ma è una variazione sostanziale, perché dice dove avvengono gli sbarchi se li devono tenere. No, è chiaro che tu... No, questo è il Dublino 2. Dublino 2 firmato a gennaio da Alfano. Fatto da Berlusconi. Dublino 2 firmato a gennaio da Alfano. Anche perché è stato fatto? Perché all'epoca la rotta mediterranea era chiusa e tutti i migranti seguivano quella che era la cosiddetta rotta balcanica, per cui arrivavano tutti in Turchia. Siccome l'Italia abbiamo voluto fare i più sapienti e i più furbi di tutti, abbiamo detto facciamo in questo modo, così se li tiene tutti la Turchia o la Grecia. Si è chiusa la rotta balcanica nel frattempo perché la Merkel se l'ha agito, si è riaperta quella mediterranea e ci siamo ritrovati come un boomerang il problema a casa nostra. L'ha fatto Berlusconi, non l'abbiamo fatto noi. L'ha fatto Alfano a gennaio del 2012. Vanno trattate umanamente, le persone vanno trattate umanamente, che non può essere una guerra tra l'italiano che soffre e l'immigrato, che l'immigrato tuttavia non può, come dire, essere al centro di violenze come purtroppo spesso accade. Poi c'è un problema di ordine generale, perché è chiaro che l'Italia non può accoglierli tutti, è chiaro che l'Italia non può avere la capacità di risolvere tutti i problemi del mondo, e mi pare che il nostro governo abbia dato delle risposte serie, tant'è che ad oggi la rotta mediterranea è di nuovo chiusa, non è più aperta. E stiamo però allo stesso modo facendo i campi direttamente in Africa affinché il profugo che ne ha diritto possa venire in Italia, ma non con i barconi rischiando la vita, ma deve venire con tutti i comfort che gli... Secondo me come viene percepita in Calabria questa situazione dell'immigrazione? Per me non è un'emergenza, in Calabria, in altre regioni sì. Non è un'emergenza nelle nostre realtà perché siamo fortunati che non ce ne sono, però basta andare nel Reggino, nella zona di Rosarno, dove addirittura hanno montato una protesta l'anno scorso quando hanno realizzato delle palazzine destinate agli immigrati, e giustamente quelli di Rosarno dice come non abbiamo la casa noi, hanno fatto un'occupazione e lì c'è stata una protesta seria. È chiaro che noi non lo avvertiamo perché per fortuna ne abbiamo pochi. È stata anche risolta quell'emergenza, è stata risolta nel senso che poi è stata risolta, però noi siamo abituati purtroppo a risolvere i problemi dopo che si verificano. Sulla di Rosarno c'è, sì, lì è vero, lì c'è una realtà esplosiva sull'immigrazione, ma è circoscritta però. Chiedo a Rapani quanto è distante il partito di Meloni, Fratelli d'Italia, dall'Alleanza Nazionale, la prima Alleanza Nazionale o addirittura dal MIS? Ma all'ultimo congresso che abbiamo fatto a Trieste abbiamo proprio eliminato la parola Alleanza Nazionale dal nostro simbolo. Quindi distanza... Ci siamo distanziati completamente. PD, dal PC, dal PDS, dai DS, questo passaggio, il rosso non c'è più, insomma. No, io spero che ci sia il rosso, anzi, come no, ci deve essere il rosso. Beh, è chiaro che viviamo tempi completamente diversi. Si può dire ancora un partito di sinistra? Certo, il PD è un partito di sinistra, di una sinistra... moderna, europea, come? Una sinistra che fa parte della famiglia del socialismo europeo, che moderna. Non ha nulla a che vedere con il vecchio PC. No, su alcune posizioni il PC era molto più socialdemocratico dei socialisti italiani, basta rileggersi molti atti che vanno dagli anni 83-87. Capito, ma D'Alema c'era un riformismo vero, e Bersani sono usciti proprio perché non c'era. Ma tanti altri sono rimasti però, che vengono dal PC, no? Tanti altri sono rimasti. PD però democratico, per cui lui riconosce le radici di sinistra, però poi è diventato democratico. Ma guarda che la sinistra in questo paese ha fatto la democrazia. Allora, e DS sono democratici di sinistra. No, ma il PC, allora, sempre democratici si riconoscono. Sì, hanno voluto intercettare questo segmento. Gli unici che non sono stati democratici fino a qualche tempo fa, mi fa piacere che non siete più la stessa cosa, erano quelli del MIS, che sono stati gli unici a non votare la Costituzione democratica. Gli altri l'abbiamo fatta noi la Costituzione democratica, quindi noi possiamo chiamarci democratici, ma non da adesso, dal 1946, in maniera tranquilla. Loro invece no. Beh, fino agli anni 60 un po' meno, poi adesso invece, adesso sì, insomma.
Che sorride? No, perché ci ha dato il democratico, ma Sì, ma assolutamente. Adesso è una forza democratica, partecipano alle elezioni, si confrontano, ma assolutamente, non ci mancherebbe. utilizziamo Poi dei principi. La Meloni è un leader nazionale che assolutamente, secondo me, è molto in gamba come leader. Voi vi aspettate molto da questa competizione qui in Calabria? Noi siamo convinti che avremo un ottimo risultato, in qualche modo rappresenteremo una sorpresa rispetto a quelle che sono le previsioni, rispetto a tutto ciò che si sta dicendo in questi giorni. Faccio in bocca al lupo. Io spero che il PD, insomma, abbia anche il suo Avete visto risultato. qualche sondaggio che riguarda la Calabria? Ne circolano parecchi, diciamo. Sì, ci sono sondaggi che ci danno a livello regionale tra il 4,5 e il 5%, però io che sto sui territori posso tranquillamente dire che le percentuali sono superiori. Sono superiori. Di qualche punto percentuale però sono superiori Sì, sicuramente. Fratelli d'Italia secondo me in Calabria va un buon risultato perché si concilia su, anche qui, a noi non ci preoccupa questo perché secondo me il loro elettorato non compete con noi, più che altro col 5 Stelle, quindi E voi che vi aspettate invece? noi ci aspettiamo un voto in linea con il resto d'Italia, questo è l'obiettivo che abbiamo. Che significa? Questa non è una risposta. No, è una risposta. Non è una, Cioè, seguire il trend nazionale. Io spero che inciderà al governo regionale. in positivo sì. Riuscirà a colmare qualche lacuna che abbiamo come partito, secondo me. Il governo regionale, Il governo quindi regionale. è percepito dai cittadini secondo... No, allora, si vota sulle politiche, io dico che Ho però il capito governo che si vota regionale su- ci ho potrà capito dare che si vota sulle politiche, qualche, però, come dire, qualche punto in più? di forza, sì, qualche punto in più sì, il governo regionale, assolutamente. È proprio quella forza, la regione, che attualmente ci dà la possibilità di recuperare qualche punto percentuale in più. Quindi come dire, lo scontento Sì. che c'è nel governo regionale... Ma per il principio che diceva prima dell'alternanza, Mentre- che chi governa perde, per cui dà la possibilità agli altri di vincere. Però c'è un precedente, che il centrodestra mentre governava riuscì a vincere il Senato in Calabria. 5 anni fa noi abbiamo perso in Calabria, il Senato, il premio di maggioranza lo prese il centrodestra. Perché poi io penso, perché lì il governo regionale, anche se in crisi, anche se con grandi difficoltà, fu un valore aggiunto. Io mi auguro questo, poi magari mi sbaglio, però io ritengo che nonostante si vota sulle politiche, basta guardare anche i social, no? Non c'è nessuno che parla io non voto PD perché c'è Guglielmelli o io non voto Fratelli d'Italia perché c'è Rapani. Tu vai lì, la discussione è tra Berlusconi, Renzi, Di Maio, ma è giusto che sia così, si vota per il governo nazionale. Poi quando avremo un calabrese candidato premier... Non credete che ci siano troppi slogan in questa fase, no? Il dibattito è dominato da troppi slogan. Io abolisco questo, io abolisco quell'altro, io sono contro Mi pare questo, che i più sobri siamo noi come PD, dall'altra parte sto sentendo alla grande, diciamo. Ma più che altro gli slogan che stiamo sentendo da 5 Stelle veramente che non trovano alcun fondamento, perché alle altre parti mi pare che più che slogan sono delle proposte concrete, perché fanno la proposta con, cioè, o meglio, fanno lo slogan con la proposta Io faccio allegata. fatica a seguirli onestamente, faccio fatica a capire Ma cosa mi dici una proposta del PD che ti è sembrata abnorme? Secondo me non c'è, dimmene una. Vabbè, cioè, Abnorme, una che dice ma questo è realizzabile, però cioè, dai, perché non la nell'altra fa. coalizione vedi qualche... Cioè, uno che mi propone come i 5 Stelle hanno fatto i conti. Vabbè, di dare... 5 Stelle non 5 sono Stelle rappresentati hanno in questo proposto dibattito, una cosa lasciamo che costa stare. 100 miliardi di euro. Poi parliamo del centrodestra, perché qui c'è Berlusconi che è arrivato con le pensioni da portare a 1.000 euro, Salvini che dice aboliamo la Fornero, non modifichiamo, che poi Berlusconi è più intelligente, ha fatto no, vabbè la modifichiamo a proposito di differenze, no la modifichiamo un po', abolire la Fornero costa 350 miliardi di euro in Italia. Cioè se qualche italiano pensa che se vince Berlusconi la Fornero viene abolita, io dico costa 350 miliardi di euro e non lo farà, non lo può fare, è inutile, si può correggere qualche cosa, ma non si può abolire. Rapani. Ma per quanto ci riguarda io penso che parlare di occuparsi del problema dell'immigrazione e dire come è fattibile. Parlare della flat tax proponendo una tassazione fissa, penso che è ci vogliono fattibile. risorse enormi per fare questo. Poi, ripeto, se gli italiani pensano che effettivamente nella situazione in cui siamo si possa fare la flat tax,
andare a incentivare le imprese che operano nel nostro territorio, così come è stato nel passato il credito d'imposta, perché il credito d'imposta nel passato effettivamente ha dato posti di lavoro. Prima l'ha fatto Berlusconi, il primo credito d'imposta l'ha fatto Berlusconi. Il primo è stato fatto da Berlusconi, il primo credito d'imposta. È stato quello che effettivamente dava i posti di lavoro. Bene, io vi ringrazio per essere stati con me, grazie a Luigi Guglielmelli e a Ernesto Rapani, rispettivamente Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Avremo modo di incrociarci ancora nel corso di questa campagna elettorale, che poi non sarà lunghissima, insomma, no? Però credo molto sarà intensa. Noi ci vediamo martedì, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.